Andiamo. Benvenute, benvenuti qui al Trevi Lab. Un saluto da parte della Biblioteca Provinciale Italiana Claudia Augusta che organizza questa serata. Un po' di pubblicità alla prossima iniziativa di domani. Avremo con noi la fotografa Francesca Witzmann che verrà intervistata da Francesca Olivetti. La conferenza, diciamo, che ne verrà si intitola Fotografia ieri, oggi e domani. Con lei ci sarà anche Paola Orlandini del PASFA. Ovviamente voi sapete già, martedì e mercoledì sono le giornate in cui noi proponiamo presentazione di libri e altri eventi, e quindi domani ci sarà un altro evento. Però torniamo a stasera, appunto martedì. Stasera abbiamo un evento che riguarda l'economia della cultura, probabilmente se siete venuti lo sapete già. Abbiamo con noi l'autore del libro Cultura Adesso, Franco Broccardi, esperto appunto in economia della cultura, della sostenibilità, arts management, gestione e organizzazione di operatori culturali. Lo accompagna in questa serata Antonio Lampis, il direttore del Dipartimento Cultura Italiana e Sviluppo Economico, quindi il mio capo, e poi sappiamo anche che per 3 anni è stato direttore generale dei musei presso il Ministero per i beni e le attività culturali. Quindi esperti entrambe dell'argomento, economia della cultura, e vi lascio a loro. Buona serata e a presto. Grazie dottoressa di questa presentazione e un saluto a voi. Devo dire che vorrei presentare più spesso dei libri così, però ogni tanto lo faccio perché questo è un libro che mi ha molto conquistato, come è successo 3 o 4 volte negli ultimi 2 anni, ma il tempo di presentarli in pubblico molto spesso non c'è, però i libri vanno comprati, vanno letti, qui anche si può comprare, e per essere di nuovo letti forse dobbiamo un po' tutti sforzarsi a fare quello che avete fatto voi stasera, cioè venire alle presentazioni. Io stesso mi sforzo, ma è un grande piacere perché qui, oltre che un autore di un libro che mi ha entusiasmato, posso dire di avere una persona con la quale ho un rapporto di amicizia e di stima, di grande stima. Bisogna un po' sforzarsi, lo dicevamo prima con Pinuccia Di Cesaro, che saluto qui, che è stata una pioniera dell'editoria in questa terra, dove appunto, come in tutto il mondo, i libri si comprano e si vendono di meno. Spero che si leggano sempre tanto rispetto alle statistiche che pubblichiamo, perché come voi sapete noi abbiamo una rete di biblioteche capillare che solo la Finlandia, insomma, però ciò non basta, insomma, e l'impegno è sempre forte. Dicevo che insomma, Franco Broccardi è stato già in parte presentato dalla bravissima dottoressa che ha parlato prima di me. Lui comunque è insomma un consulente, un commercialista, possiamo dirlo. Adesso c'è anche il bellissimo spot del bambino commercialista supereroe, insomma, e quindi c'è una rivalutazione di questo mestiere che è un po' una colonna in Italia. E quindi membro di tanti consigli di amministrazione, una sorta che è toccata anche a me in questi lunghi anni di azione nel mondo della cultura. Revisore di grandi musei, di teatri, di gallerie d'arte, di fondazione, di festival, anche il nostro festival che noi conosciamo bene, Oriente Occidente, e fondatore di uno studio molto importante a Milano che si chiama Lombard DCA, e il quale ha anche una rivista che è Art and Economics, nella quale anch'io modestamente ho scritto, fra l'altro, alcune delle cose più carine che mi è capitato di scrivere in una rivista appunto di economia della cultura. Lavora per Federculture, che insomma chi vuole fare il mio mestiere sa che ci sono dei fari, no? L'Associazione Economia della Cultura, il rapporto Federcultura, il rapporto Simbola, insomma e soprattutto sostiene il bilancio sociale che ancora dobbiamo vedere di ICOM Italia, e l'ICOM è un'altra delle grandi istituzioni, in questo caso verso i musei, insomma, che è importante conoscere. Io sono davvero contento di presentarlo a meno di 60 giorni dal mio pensionamento e quindi 27 o 28 anni
da direttore del settore cultura di questa provincia, con vari excursus, sia da professore universitario per hobby che da direttore generale dei musei, appunto, come è stato detto, in un ministero che in quegli anni ho avuto modo di conoscere molto approfonditamente, e anche in questi tantissimi anni uno stretto rapporto con quelli che fanno il mio mestiere, cioè che dirigono il sostegno culturale pubblico ad arte e cultura. Noi abbiamo anche gli artisti, siamo una delle poche regioni in Italia che sostengono individualmente gli artisti nel loro percorso di crescita, ed è una cosa che trovo veramente molto grande per la provincia di Bolzano, molto interessante. Abbiamo persino fatto il censimento per la pensione degli artisti, che quindi insomma siamo pionieri in questo. E quindi il rapporto con l'attività di studio quando sei un amministratore lo consiglio a tutti, qui ci sono in prima fila le persone che lavorano nell'assessorato, la direttrice dell'ufficio cultura, la vice direttrice, la direttrice dell'ufficio bilinguismo, ne vedo altri, e consiglio a tutti di trovarsi il tempo per approfondire, perché il fare senza studiare a volte è un fare confuso e a volte anche un fare dannoso. Quindi studiare. Io lascio in eredità alla ripartizione più di 2000 libri che ho letto in questi 28 anni, tra cui questo, tutti catalogati, quindi una biblioteca professionale molto completa, di cui questo, che è l'ultimo arrivato, secondo me costituisce un tassello fondamentale, perché da molti anni ci siamo tutti accorti che parlare di cultura adesso, come dice il titolo, è una cosa diversa da quella che solo un decennio fa si poteva diciamo, inserire in un disegno o in una definizione. E questa fotografia fatta da una persona con una storia professionale che non è quella diciamo, tradizionale delle corporazioni, per esempio, sulle quali è costruito il Ministero, no? Il Ministero della Cultura è diviso in 4 corporazioni. Se sei amministrativo, insomma, non è che sei una persona di cultura, devi essere storico dell'arte, oppure archeologo, oppure architetto, e terzo non datur, insomma, ecco. Pian piano si è cercato di capire in questi anni che insomma quello che hai studiato fino a 23 anni conta poco, conta quello che hai saputo fare in tutta una vita, insomma, e quindi le istituzioni culturali si sono molto ibridate anche nella governance, insomma, di figure come nel caso di Franco Broccardi, con una provenienza, insomma, diversa. E quindi una biografia, come scrivo nella recensione che ho fatto per la rivista Economia della Cultura, che uscirà nel prossimo numero, una biografia fortemente impegnata su più fronti e che quindi dà quella che io chiamo utile per una figura di leadership, un po' l'occhio di mosca, no? La visione dall'alto, come diceva Borges, che è molto importante, perché sennò il rischio di cadere nel mondo della cultura sul settarismo o sul corporativismo è molto forte, insomma. Quindi questo ecletismo non è un vezzo ormai, insomma, ma è una posizione teorica. E uno dei portati di questo libro è la visione della cultura come ecosistema, cioè come qualcosa di biologico, che è quello su cui si ragiona anche, io adesso mi occupo anche molto di sviluppo economico, si ragiona anche per le organizzazioni dei centri storici, per esempio, il rapporto con il turismo, l'idea dei territori come se fossero un corpo biologico, e la stessa cosa vale per la cultura, un ecosistema che ha una vitalità. E quindi, per esempio, un altro portato importante è delle parole molto taglienti che distinguono la cultura dalla tradizione, che qui da noi in Alto Adige questa distinzione ha un'importanza straordinaria, perché noi siamo abituati a vedere la cultura prevalentemente, lo siamo stati, credo di aver lavorato 25 anni proprio
per completare questa visione, però inizialmente 25 anni fa qui la cultura era la tradizione. E giustamente lui dice che la tradizione conserva ma la cultura trasforma, interrompe, e quindi ci mette anche in guardia da certa retorica della tutela, la retorica emergenziale, per esempio, che nel Ministero si vive tantissimo, insomma, e anche quella della innovazione addomesticata, con questi bandi per start-up che vengono abbandonati dopo pochi anni e che sono state una delle grandi tragedie, come fare un figlio e dopo 4 anni gli arrangiati, insomma, un po' presto, ecco. E le fondazioni bancarie e tanti soggetti, gli stessi bandi europei molto spesso mettevano queste due cose, no? L'innovazione e la gioventù, dopodiché eri giovane fino a una certa età, eri innovativo per poco tempo, insomma, e dopo ti dovevi arrangiare. Invece, insomma, i costi della prevenzione dell'ignoranza esistono, e credo che, come se ne fa carico il settore pubblico più o meno lodevolmente, sia anche sempre di più da riferire questa prevenzione dell'ignoranza alle imprese che si vogliono ritagliare quel ruolo sociale che prevede la Costituzione e che prevede soprattutto la tradizione italiana, dove le imprese lavoravano per la vita dei territori fin dal Medioevo, insomma. Il cuore pulsante del volume, secondo me, è l'analisi proprio del lavoro culturale, dove questo capitolo si chiama Breve storia triste, e chi di voi è forse più giovane l'ha vissuto, cioè questo precariato quasi considerato ineludibile. Lui dice: chi produce la cultura è invocata come bene comune, ma chi la produce viene trattato come costo accessorio. E questa ipocrisia, soprattutto nelle giovani generazioni, ha creato veramente un problema grave. Noi lo vediamo meno perché abbiamo una situazione di benessere, e da noi, per esempio, il volontariato è considerato qualcosa di positivo. Nel mondo della cultura a sud di Bologna il volontariato è considerato una tragedia, perché in realtà non è altro che lavoro nero mascherato con cui si pagano poco i giovani oppure i giovani pensionati, insomma, e quindi si evita di assumere professionisti seri, gente che ha dedicato tutta la vita agli studi o con dottorati di ricerca e approfondimenti che molto spesso sono ridotti a fare i custodi, insomma. Ecco, poi il libro affronta anche le istituzioni culturali, in particolare quella che ho vissuto di più, cioè il museo spesso ridotto a zoo di opere, che è anche una frase che ho trovato molto, molto calzante, dove tutti guardano i flussi, cioè guardano i numeri. Un museo vive delle relazioni che ha saputo intessere, insomma, e che queste nessuno sa contare, tranne appunto il bravo Franco Borcardi, che ha dedicato tanti anni a questo accounting del bilancio sociale, che eccetera. E quindi, insomma, opporsi a tutta una serie di luoghi comuni, o quelle che lui chiama le gerarchie pigre e corporative, accettare di sporcarsi le mani nella cultura crescente, rendono questo libro, a mio modo di vedere, un po' un manuale per i futuri assessori alla cultura o dirigenti del settore culturale, perché tocca anche degli ambiti come quella della cultura più popolare, o quella di quello che chiamiamo il pop, dal più consolatorio, che a me non piace, però capisco che oggi vada studiato perlomeno, e alla musica più innovativa, agli aspetti più innovativi della cultura, che ora che entrino nel discorso generale e anche pubblico, ma per far questo occorre che ci siano dei dirigenti, dei funzionari, degli operatori nel pubblico così come nel privato mecenate, che sappiano
dove mettere le mani e come comprendere le nuove evoluzioni culturali, cosa si intende per cultura adesso. E quindi per questo l'appello mio, e credo anche dell'autore, che adesso finalmente ci parlerà del libro, è quello di leggere e studiare. Grazie dell'attenzione. Prego, Franco. Bene, innanzitutto grazie. Hai già detto tutto, quindi c'è anche un sacco di roba. Questo è un libro appunto che parla di economia della cultura, però in realtà secondo me a me piace definire più che parli di economia della curiosità, perché secondo me la curiosità ha molto a che fare con la cultura ed è quello che poi la distacca anche dalla tradizione. È un qualche cosa che deve avere a che fare con le persone. La cultura deve parlare, è un linguaggio che deve parlare alle persone ed è un qualche cosa che, come tutto quello che abbiamo intorno, continua a trasformarsi. Il libro nasce per un mestiere ben specifico, nel senso che io insegno all'università a Bergamo e non avevo un libro che mi soddisfacesse, nel senso che se voi andate poi a vedere la bibliografia è abbastanza corposa, quindi o davo tutti quei libri da leggere ai ragazzi e alle ragazze, oppure ho detto facciamogli un riassunto di quello che penso io, e io una volta che comincio il corso dico che sempre che questo è il libro di testo, ma questa è la mia idea di quella cultura. A me quello che interessa è che poi l'obiettivo di questo libro è di far pensare le persone, e soprattutto i ragazzi, far sì che si creino dei dubbi, che non prendiamo per buono tutto quello che ci viene detto. Io, ahimè, lo dico davanti a quello che è stato il direttore musei del Ministero, cerco sempre di far capire che la cultura non è il museo, nel senso che è anche il museo, ma soprattutto il museo quando fa certe cose, quando fa invece lo zoo, dove mi mette delle opere in cattività e dove le persone passano e guardano e molto spesso non capiscono, ma principalmente fanno la foto e mettono su Instagram, ecco, quello non è fare cultura. Fare cultura anche per i musei è un altro mestiere, ma è cultura, a mio avviso, molta altra roba. Quello che invece, anche qui vado gioco facile, la musica techno, di cui è maestro Antonio Lampis, quella è cultura. I rave party sono cultura, perché sono un'espressione culturale delle nuove generazioni. I fumetti sono cultura, ma lo diceva già Umberto Eco, poco ascoltato in questo caso, ma lo diceva già da un po' di tempo e lo cito anche questo nel libro. Quindi il concetto di cultura secondo me è un qualche cosa che è molto più ampio di quello a cui siamo abituati a pensare e soprattutto un qualche cosa che cambia di giorno in giorno. La cultura oggi non è la cultura di 10 anni fa. Questo poi va a che fare anche con le politiche pubbliche. Una mia personalissima idea è che il FUS, il Fondo Unico per lo Spettacolo, non può destinare la metà dei suoi soldi all'opera lirica, ma ripeto, perché quella ormai tende verso la tradizione, non è più invece spettacolo dal vivo che deve essere invece mantenuto, sostenuto e accresciuto. La cultura è un qualche cosa che è un qualcosa di dinamico, è un qualche cosa che deve far pensare e aiutare le persone a ragionare. Può anche non piacere, ma deve comunque dare uno stimolo. E quindi il libro parte un po' da tutto questo, poi appunto con alcuni buchi neri, quando parliamo del lavoro culturale, che insomma dove ci sono effettivamente dei problemi, dove l'artista in tutto questo è l'ultima ruota del carro, è solo una formichina che produce in un mercato, perché poi alla fine ha molto di quello che noi pensiamo come cultura, poi tende invece in realtà a una questione di pura economia, e che c'è questo squilibrio che non funziona, non fa funzionare bene le cose, in un'economia in cui pochissimi guadagnano tanto e tantissimi non guadagnano quasi niente. E questo vale per qualsiasi settore, non solo nella cultura, però insomma di questo parliamo per qualsiasi tipo di settore culturale, vale per i fumetti, vale per il cinema, vale per l'editoria, vale per le arti figurative. Il ruolo dell'artista è veramente minoritario rispetto a quello che è un'economia globale di questo settore. Potete pensare ad esempio, non so, anche quello che forse è più facile da raccontare è quello del mercato musicale, che è cambiato tantissimo ad esempio negli ultimi anni. Una volta si producevano i dischi, si vendevano i dischi e si facevano i concerti per promuovere il disco. Questa roba qua non esiste più, sapete benissimo che i dischi non si comprano più praticamente, a parte qualche pazzo che ai noi, qualcuno li compra, ma siamo pochi. In realtà si fanno gli spettacoli e il disco è a supporto dello show. Cosa succede? Che i prezzi dei biglietti dei concerti sono aumentati tantissimo e
quanti ragazzi se li possono permettere i biglietti ai concerti e di andare a un concerto? Infatti ho chiesto anche appunto in università, ma voi a quanti concerti potete andare? E i ragazzi devono scegliere 2 o 3 all'anno, che non è niente, perché non si possono permettere altro. Ecco, c'è tutto questo squilibrio per cui noi quando pensiamo alla cultura pensiamo sempre a qualcosa dal mulino bianco. E in realtà non è esattamente così. Questo libro è scritto con molto affetto per il settore della cultura, dell'arte, però credo che sia abbastanza molto critico, nel senso io parlo molto male del settore, ma perché vedo delle cose che secondo me potrebbero cambiare, dovrebbero cambiare, perché le persone dovrebbero cominciare a ragionare in maniera un po' diversa e a quel punto forse le cose potrebbero andare un po' meglio. Se invece poi pensiamo alla cultura solo come volano turistico, allora lì proprio è la fine. E purtroppo molto spesso è quello. Io l'ho visto, insomma, anche ad esempio a Milano in questi giorni è stata creata una sorta di alleanza della cultura capitanata da Fondazione Fiera, a cui non tutti gli operatori culturali, ma tanti hanno aderito, e col proposito espressamente che la cultura sia un traino turistico. E insomma, questa roba qua, insomma, allora, va bene, questo non è fare cultura, è fare intrattenimento. Se parliamo di quadri diventano arredamento, però è un'altra roba che va benissimo, per carità. Non dico che non sono parti di una vita che non deve esistere, però non parliamo di cultura. Cultura è un'altra roba, a mio avviso. E poi appunto ci sono tratti di cultura pop che secondo me sono emergenti, che ripeto possono piacere o non piacere, ma dei quali dobbiamo tenere conto. È un problema generale, un problema abbastanza mondiale. Diciamo che in Italia poi certe cose si acuiscono. Io sono nato a Sanremo, quindi non posso non parlare del Festival di Sanremo. Dove ci sono, innanzitutto un problema di sostenibilità, perché devo dire, quest'anno non lo so perché non l'ho visto, l'anno scorso mi sembra. Camminava per strada. No, ma poi c'era il tappeto verde perché era la versione green del Festival di Sanremo, con la Costa Crociere fuori davanti al porto di Sanremo, che è una delle cose più inquinanti al mondo, una nave da crociera, e quindi diciamo che c'è un po' uno scivolone che è facile. Però diciamo. Giusto l'altro giorno sui social io ho scritto una cosa perché in contemporanea c'è stata la finale di Sanremo, dove abbiamo visto che veramente è l'esempio classico di quello che è cultura pop, che diventa invece a quel punto tradizione, e il festival è l'esempio massimo. Contemporaneamente in Inghilterra ai Brit Awards c'è stata un'esibizione di Rosalia, che ho segnalato appunto, che esattamente quello che, se non l'avete vista andatela a vedere, perché a mio parere è bellissima ed è paradigmatica, nella quale ci sono dentro opera, rave, musica latina, c'è dentro di tutto. Ecco, quella roba lì era un po' strideva esatto con il concetto di cultura che noi stiamo cercando di proporre, che è un problema un po' insomma di crescita generale, di immaginario collettivo, che ripeto è un problema, non è solo italiano. Il problema adesso ad esempio della polarizzazione, dove tanti guadagnano tanto, pochi guadagnano tanto e tanti guadagnano, è un problema mondiale. Pensate, ripeto, alla musica, quello che guadagna Taylor Swift rispetto a quello che guadagna non dico, non mi ricordo più chi era, una cantante famosa anche, che quando mi viene in mente, che ha dichiarato che lei guadagna di più vendendo le foto dei suoi piedi su OnlyFans che non dalle revenue di Spotify, ed è famosa, è una che insomma è molto ascoltata. Ecco, vedete che non funziona benissimo questo sistema, e quindi insomma tutto questo è un po' un grido disperato di dire facciamo attenzione, cambiamo qualcosa. È un libro che, ripeto, nasce per l'università, perché secondo me i giovani sono quelli che dovranno poi andare a cambiare un po' le cose, e vorrei che sapessero in anticipo in quale guai si vanno a cacciare. Poi altre cose, insomma, c'è noi purtroppo ci siamo abituati, l'abbiamo visto, però insomma, ogni tanto cerchiamo di raccontare, di dirlo. Ma qui è molto bello poi alla fine dove parli di cultura come diritto, no? E noi l'abbiamo cristallizzato in legge,
Noi abbiamo una legge fatta nel 2015 che abbiamo proprio scritto di pugno con la dottoressa Giordanelli e colleghi dell'assessorato tedesco. Questo articolo dice, è molto carino perché dice: la provincia riconosce il diritto all'attività e alla partecipazione culturale come espressione di esigenze e condizioni di vita e opportunità individuali e sociali, e poi sostiene la partecipazione. Di solito le leggi dicono dei cittadini, noi abbiamo messo di tutte le persone che vivono sul territorio provinciale. E anche questo era nel 2015 un'apertura. Oggi che si parla di remigrazioni e cose di questo genere, qui tutte le persone hanno questo diritto alla partecipazione culturale. Significa che ti devi aprire anche superando certi blocchi legati ad eccesso di tradizione. Una grande assessora lombarda diceva che le Alpi sono preda di spacciatori di passato, e noi anche lo siamo stati, ovviamente, così come lo sono le isole. Io sono nato in Sardegna e la Sardegna è costantemente preda di spacciatori di passato, no? Quindi questa legge è stata veramente innovativa da questo punto di vista, e poi mette appunto i compiti per l'amministrazione provinciale, che sono quella della salvaguardia del patrimonio e delle tradizioni, ma anche dello sviluppo libero e variegato delle arti e dell'economia creativa e dell'innovazione, riconosciuta come investimento pubblico per crescita civile, sociale e economica della collettività. Quindi qui c'erano già questi temi di questa dicotomia, e soprattutto il tema dello sviluppo libero oggi è appunto quello che ci porta a dover considerare le nuove forme culturali, compreso appunto il pop di cui tu ti sei tanto occupato in questo libro, insomma, e le varie Disneyland e Dismaland. Poi la devi spiegare meglio quella di... Questa è un po' un'isola felice, no? Perché insomma voi avete fatto e continuate a fare cose grazie anche a persone illuminate, perché di solito la cultura è un ottimo argomento da campagna elettorale. In campagna elettorale sono tutti quanti persone che favoriranno la cultura, investiranno in cultura, e poi una volta eletti tutti questi investimenti, questo favorire la cultura in tutti i suoi ambiti, io non ce li vedo esattamente. Poi dopo, ripeto, sono molto delle bandiere che appunto uno va a sventolare. Adesso ci pensavo giusto oggi che c'è una polemica sul fatto che alla Biennale di Venezia prossima non ci sarà un artista italiano. E mi veniva in mente io sono stato per tanti anni consulente dell'Associazione delle Gallerie di Arte Moderna e Contemporanea, e la questione dell'IVA sulle opere d'arte era una delle battaglie. Io continuavo a dire vabbè, sì, cioè, va bene, per carità, è più una questione di immagine che non di altro, perché alla fine secondo me questa roba non sposterà. Ecco, adesso l'IVA, noi abbiamo l'IVA più bassa d'Europa, però questo non ha favorito moltissimo, direi, gli artisti italiani alla partecipazione culturale e artistica internazionale. Una delle altre cose che come studio abbiamo fatto insieme a 3 giornalisti del Sole 24 Ore qualche anno fa è stato un rapporto su quanto è visibile l'arte italiana contemporanea all'estero, che poi è diventato una sorta di osservatorio. Adesso c'è una piattaforma che potete andare a vedere gratuitamente su internet, si chiama Osservatorio Arte Contemporanea, e fa vedere quanto gli italiani sono presenti all'estero nelle collezioni, nei musei, quanto partecipano alla Biennale. A parte il fatto che questa è una roba che abbiamo fatto noi come studio, secondo me doveva farlo il Ministero, però questo tu non c'eri già più. È un'altra direzione generale. Sì, esatto, che poi dopo, esatto. Però gli artisti italiani non so, cioè, noi abbiamo preso gli artisti giovani, quelli nati dal 1960 in poi, e siamo stati molto molto fortunati perché Catalan è del 60. Quindi ci bastava un anno e ci crollava, cioè già sta in piedi per miracolo, togli Catalan, non rimane più nulla. Ecco, su tutto questo lavoro, ecco, dovrebbero impegnarsi la parte politica, dovrebbe impegnarsi la parte economica a ripensare un po' tutte le dinamiche. Il mondo qui parliamo di cultura in generale, poi c'è un capitolo che parla espressamente del mondo dell'arte, che è un mondo, insomma,
una selva oscura direi, nella quale anche qui la polarizzazione è evidentissima. Quest'estate, se voi foste andati a New York, tutte le mostre presenti a New York, nei maggiori musei, nelle maggiori, erano tutte organizzate da un'unica casa, un'unica galleria, che era Hauser & Wirth, una galleria svizzera, che è quella che detiene il potere, insieme ad altre 3 o 4, sull'arte mondiale, ed è quella che decide alla fine chi conta e chi non conta, indipendentemente dal valore artistico a questo punto, perché possono dire quel che vogliono. Se io sono amico del signor Hauser, o della signora, adesso non so quale sia il marito, quale sia la moglie, e io faccio uno scarabocchio e io e lui facciamo uno scarabocchio, quella roba lì, se ci si impegnano, può valere un sacco di soldi, ma non è vero, perché non è vero, cioè rimane uno scarabocchio. Insomma, magari tu disegni benissimo, io non tanto. Però la dinamica è questa, e questa roba qua non va bene. Cioè, se parliamo poi, vogliamo riportare, quando le gallerie mi dicono dobbiamo andare a parlare al ministero perché noi facciamo cultura, ma non è vero, una galleria compra e vende, cioè, fa mercato, che è un'altra cosa, che anche qui va benissimo, ma non confondiamo le cose. Cerchiamo di capire, esatto, cultura ed economia possono e devono andare insieme, perché comunque nulla viaggia senza i soldi, cioè se qualcosa che la sostenga, cioè qualcuno bisogna pur mangiare. Però insomma non deve diventare la parte predominante. Invece tutto quello che riguarda la cultura, se voi ci fate caso, qualsiasi ambito culturale, si sposta verso l'asse del mercato. Adesso c'è la fusione Paramount, Warner Bros., che è un problema da un certo punto di vista, perché comunque tutto passerà dalle mani di pochissime, sempre meno persone, saranno sempre più concentrati gli aspetti culturali, e che alla fine potranno decidere che cosa dobbiamo guardare e cosa non dobbiamo guardare. Come un'altra cosa che, ad esempio, evidenzio anche nel libro, noi non compriamo più niente, noi prendiamo in affitto. Questo ti firmo, perché questa è una cosa che mi sta molto a cuore. Tu parli di un collezionismo, insomma, sogni un collezionismo diverso che diventi sostegno dell'arte e degli artisti, che sia in qualche modo, che sleghi il possesso dalla proprietà con una dimensione sociale. Ecco, noi per esempio abbiamo un'artoteca dove agli artisti, un domani spero anche le fondazioni bancarie che tengono tutto nascosto nei loro sotterranei, prestano delle opere ad una banca dati bibliotecaria, dove tu puoi venire qua, c'è un cassone, ti prendi un quadro, te lo porti sotto braccio, lo tieni 90 giorni prorogabili, e poi se ti piace magari contatti l'artista e te ne compri un altro, uno simile, insomma. Ecco, questa funzione di un collezionismo slegato dalla proprietà, che hai colto a pagina 197, la trovo fondamentale. Noi ci abbiamo provato e sta funzionando molto bene questa artoteca, che si serve dei punti di prestito come le biblioteche. E funziona esattamente perché c'è un soggetto pubblico che fa il suo mestiere. Sto cercando di esportarla a Parma con una fondazione bancaria. Che quindi, insomma, direi che questo è un sistema che dovrebbe funzionare. Quando dicevo invece, però il problema è che noi non compriamo più niente, affittiamo. Se un giorno, prima o poi, Spotify decide di chiudere, voi dove l'ascoltate la musica? Sì, certo, anch'io, però cioè, diciamo, il mondo dove ascolta la musica non l'ascolta più, perché non c'è più, perché noi non compriamo più i dischi e ce li ascoltiamo quando vogliamo. Abbiamo delle playlist che facciamo su Spotify, ma se Spotify è un soggetto privato, potrebbe chiudere, potrebbe fallire, potrebbe, che ne so, stufarsi, potrebbe dire mo basta, e la musica noi non l'ascoltiamo più. Se Netflix a un certo punto decide ma mo basta, i film dove li guardiamo? Noi non compriamo più niente, quindi non possediamo più la cultura. E questo è un altro problema che, insomma, che diventa... Insomma, poi tutto questo si lega a un'altra roba, adesso mi faccio pubblicità, perché uscirà un altro libro che è un po' uno spin-off, che si chiamerà Economia del silenzio, uscirà ad agosto, che parla del fatto di come il silenzio e il rumore influenzano le scelte economiche. E tutto questo, le playlist di Spotify, voi guardate una serie TV, finisce un episodio, ricomincia subito l'altro, non c'è uno spazio in mezzo. Tutto questo comporta una minore capacità critica, perché non abbiamo più il tempo per pensare. Noi siamo continuamente impegnati ad ascoltare, a vedere, e non pensiamo più. Ecco, e tutto questo però non è un caso, è una cosa fatta, e quindi anche la cultura, se gestita in un certo modo, diventa comunque sempre più un soggetto economico e molto meno sociale. Ecco.
Bene, direi, io ho calcolato che in un'ora chiudiamo, perché dico sempre chiudiamo in un'ora, perché altrimenti se raccontiamo tutto il libro chi se lo compra, insomma. Quindi siamo vicinissimi e non so se possiamo lasciare al pubblico eventualmente la possibilità di fare un intervento, domande all'autore su questo libro. Ecco, abbiamo già la bravissima dottoressa, c'è qui un intervento già prenotato in prima fila col microfono, grazie. Allora, io le faccio complimenti per il libro perché, insomma, a parte per chi lavora nel mondo della cultura, tocca veramente tantissimi temi, dalla genesi dell'economia della cultura fino appunto alla distinzione fra cultura alta, cultura bassa, ci sono veramente anche tanti spunti. Una cosa però mi ha particolarmente colpita e che è la veicolazione dei valori culturali attraverso le culture di massa, soprattutto le culture diciamo quelle più legate per esempio al gaming, dove appunto i giovani o i meno giovani che sono appunto quelli più attivi nel fruire di questa forma, chiamiamola di cultura o di arte, inconsciamente acquisiscono dei valori culturali che non sono i nostri occidentali. Perché appunto se le piattaforme che li forniscono nascono per esempio in Cina, automaticamente ci trasmettono dei valori, delle tradizioni e quasi inconsciamente poi noi le replichiamo. E non a caso poi ho capito come mai tanti giovani vanno pazzi per i sushi perché non riuscivo a capire tra manga e videogame, insomma arriva anche da noi questa attenzione culturale. Volevo capire come cultura italiana noi veicoliamo ancora dei valori attraverso per esempio la fruizione culturale che avviene da parte di tanti turisti o di tante persone che frequentano i nostri beni culturali, le nostre iniziative, i nostri festival. C'è ancora qualcosa che noi trasmettiamo? Grazie. Allora, sì, qua parliamo di soft power, che in realtà non è una critica la mia, diciamo, attenzione che qualcuno lo fa. Quindi magari possiamo anche pensarci anche noi. Appunto io faccio l'esempio dei videogame nei quali in tutti i videogame ci sono dei riferimenti alla cultura popolare cinese, sempre. Oppure adesso non si parla altro che di K-pop, quindi il pop coreano, nel quale il governo ha investito molto, perché per esportare la cultura. E noi... posso dire cosa penso? Noi no, noi siamo... Esatto, noi siamo rimasti all'opera e al Rinascimento, e poi dopo perché non è che siamo proprio fermi, però diciamo all'estero ci percepiscono ancora per quella roba lì. È la cucina. Con quella abbiamo conquistato il mondo. Il dolce più considerato in Giappone è la panna cotta. Ecco, facciamoci delle domande. E quindi sì, noi avremmo delle possibilità di cambiare, e però è esattamente quello che dico, se noi invece in un mondo che cambia continuamente noi continuiamo a essere fermi, vuol dire va bene, però poi dopo non lamentiamoci che se noi anche volendo far sì che la nostra tradizione culturale sia un volano turistico, e prima o poi finisce anche secondo me anche quella roba lì, non saremo più neanche interessanti da un punto di vista turistico. Perché a un certo punto poi anche quelli che sono i ragazzini adesso diventeranno dei vecchietti prima o poi e avranno comunque un'altra base culturale con altri riferimenti e qualcun altro sarà meglio di noi. Noi adesso continuiamo a vivere con un'idea un po' sulle glorie del passato, che va bene, ripeto, io non rinego nulla di tutto questo, dico solo che non può essere forse più la cosa principale sulla quale investire. Se noi siamo rimasti all'opera e al Rinascimento e forse prima o poi non saremo più attuali. La cultura è comunque sempre qualcosa che ha sempre a che fare con la contemporaneità. Noi siamo secondo me un po' meno contemporanei rispetto ad altri. Siamo rimasti un po' indietro. Prego. Io dico la mia, poi dopo. Grazie. Per cortesia, prima ha fatto un cenno al fatto che, mi scusi, oggi con la voce va così, se un gallerista decide che uno gli fa uno scarabocchio
è quel certo gallerista e lo fa diventare il divo internazionale nel mondo, che lo Scarabocchio vale milioni. Ecco. Esagerazione, però insomma, il concetto è quello lì. Il concetto è questo. Allora, mi sa spiegare, perché io ancora non l'ho capito, perché, visto che ci sono evidentemente anche tanti artisti invece di grande valore, molto bravi, perché sceglie quello lì che fa lo Scarabocchio e che non ha magari sotto una base, una cosa molto, molto più seria, diciamo così, e non porta avanti invece qualcuno che davvero avrebbe uso una parola un po' forte, diritto di andare. Perché? Cosa c'è dietro? Appunto economicamente io non A volte non è capisco. proprio una questione generazionale, nel senso che le gallerie investono molto poco sui giovani, ma vanno un po' più sul sicuro. Quando avevamo presentato quello che dicevo prima, quell'osservatorio sull'arte contemporanea, avevamo fatto la presentazione, all'epoca c'era Franceschini, era venuto anche lui, poi avevamo invitato anche un gallerista che bellamente ha detto: a noi i ragazzi non interessano, noi investiamo su persone che sono già affermate, perché per noi siamo un'impresa, cioè, onestamente ha detto che sono un'impresa commerciale, non si è barricato dietro la cultura, ha detto, per noi è più un rischio e quindi non... Ecco, quindi le scelte a volte sono dettate da opportunità commerciali. Quello che si vede che può essere vicino a un gusto popolare, quindi più vendibile, quindi che possono accontentare i gusti e quindi sono più facilmente vendibili. Cioè, sono tante cose che poi alla fine fanno sì che qualcuno sia meglio dell'altro, ma molto spesso la logica non è culturale ma è economica. Poi per carità, io poi la esagero volutamente, però perché comunque ci sono anche fior di artisti bravi e che con grandi capacità e concetti dietro, però molto spesso il fatto che lo avverto più che altro come un pericolo. Se la concentrazione del mercato dell'arte è concentrata in 3 o 4 gallerie al mondo, questo è un problema. Questo è un problema, perché loro nel momento in cui decidono qualcosa, decidono quella roba lì e quindi tutti si devono accordare. Tenete conto che poi il mercato dell'arte è una roba strana, nel senso, io lo paragono anche un po' al fatto che se noi pensiamo che gli atleti, noi diciamo, gli atleti quanti sono quelli che guadagnano i milioni? Pochi. Quanti fanno sport? Tutti. Ecco, il mercato dell'arte è uguale, ci sono alcuni, vediamo le vendite in telegiornale, le vendite milionarie, Cattelan è l'unico italiano che ci arriva, insomma, ecco, quella roba lì. Ma dietro a quello c'è una quantità, quella fetta di mercato che fattura l'80-90% del mercato mondiale è fatta da 100 artisti. Il 90% del mercato fatto da tutti gli altri è fatta da opere che valgono vendute a meno di $10.000. Quindi capite che quando dico polarizzazione, quando sono pochi, ecco, lo stesso vale nel mondo musicale. Per una Taylor Swift, quanti cantanti o cantantesse o band bravissime ci sono che però non ce la fanno. Quindi... ma nel mondo musicale molti sono semplicemente montature. Io faccio la musicista, parlo, cioè, non voglio far nomi. Però il mercato dell'arte... quelli che arrivano a cavallo. Il mercato dell'arte... sì. Presente? No, non mi faccia dire. L'ha detto. Terrificante. Sì. Terrificante. Ecco, quando diciamo che noi siamo rimasti a quella roba lì, ecco, siamo rimasti a quella Giuro roba che lì. non l'ho guardato, me l'hanno detto. Io l'ho visto, ahimè. Io no. L'algoritmo te lo piazza davanti. Sì. No, su questo tema il libro mette un fuoco molto importante, no? Dove dice che l'osservazione internazionale, perché insomma il mondo dell'arte contemporanea è vero che ci sono 100 artisti, ma è anche vero che ci sono circa 300-400 persone che decidono tutto ed è un circolo piccolo, tant'è che se si comincia a girare le biennali di arte contemporanea si vedono sempre le stesse persone. E lui diceva che il focus è stato spostato dall'opera al valore e che tutto il dibattito intorno al prezzo ha creato anche del hype su alcuni artisti,
dicevi, i galleristi non optano sui giovani, però ci sono stati questi fenomeni geografici, no? A un certo punto dovevano essere rumeni e via con gli artisti rumeni. Però quello è un fenomeno che è stato creato a tavolino, proprio come dice la professoressa della musica. Si sa che è una durata limitata, li pompi per 2 anni e poi dopo li molli e li bruci poi, perché quelli poi non li vuole più nessuno. Alcuni sono rimasti di rumeni, ma 2 o 3. Sì. E quindi... Sì, ricordiamoci che cos'era il 64 quando le portaerei americane hanno portato la pop art a Venezia, no? E questo aggancio è perché fino adesso non è apparsa la parola politica. Ora, il mondo sta andando verso una concentrazione di ricchezze e di potere nelle mani di pochi, così. Quindi, e questa è una domanda, si può ipotizzare che anche questa concentrazione del mercato artistico di qualunque tipo, musicale, visivo, eccetera, eccetera, faccia parte di questa sorta di progetto politico neoliberista di potere, fondamentalmente, di creare un potere concentrato, come stiamo un po' vedendo adesso, insomma. È una domanda. È la logica del capitalismo, è portato all'eccesso, perché lì c'è comunque terreno fertile per il turbocapitalismo argentino, è quella roba lì. Quindi noi parliamo di cultura, però in realtà finiamo a parlare di capitalismo, qui ne parlo abbastanza frequentemente nel libro di tutto questo. Che alla fine si risolve nel fatto che stiamo parlando di mercato e la cultura è un accessorio, è un qualche cosa, ma è cultura, ma potrebbe essere padelle, uguale. Se vanno di moda le padelle, vendiamo padelle, non vendiamo più quadri, ma è quella roba lì. E quindi da un punto di vista politico non so se ci sia... sono politici così sofisticati da dire che utilizziamo, cioè in alcuni casi sì, l'abbiamo visto prima con la Cina, su alcune cose sì, sull'arte visiva secondo me ormai stiamo andando un po' alla deriva. La Cina ci ha investito tanto, a un certo punto nascevano centinaia di musei all'anno in Cina, che poi alla fine insomma, hanno un po' rallentato anche loro, però insomma diciamo che la cultura è qualcosa su cui molto spesso ci si fa bene, il collezionismo parte da quella roba lì, no? Cioè, è vanità, è pura vanità. Quindi io compro qualche cosa per farlo vedere, se non ho i soldi lo metto su Instagram, faccio la foto, se ho i soldi me la metto in casa e la faccio vedere agli amici e dice questa è roba mia, che è stato poi un po' alla base del fenomeno degli NFT, quelli che si compravano, dove tu ti compravi l'NFT, quindi la proprietà di un qualche cosa solo per dire che era tuo, ma magari erano dei mini video su YouTube che tutti potevano guardare e non cambiava nulla perché tutti però uno poteva dire è mio. Ecco, pagando tra l'altro cifre che non aveva nessun senso, poi questa bolla è scoppiata. Ecco, però insomma viviamo questi fenomeni che poi alla fine insomma lasciano un po' il tempo che trovano. Io volevo solo dire che però il libro è anche divertente, spero che quindi, a parte una mia studentessa che mi ha detto io mi sono intristita molto perché sul piegato pensava a un altro tipo di mondo. Capitolo, piccola storia. Esatto, però credo che sia un libro che poi ha una doppia lettura, cioè un libro comunque anche, appunto, ripeto, cerca di essere anche con un tono molto divertente, che si può leggere in maniera molto veloce. Poi ci sono tutta una serie di riferimenti, le note sono tantissime, quindi se uno poi vuole approfondire, insomma, credo che ci sia materiale. Ecco. Però, insomma, prego. Quanti usufruiscono della cultura? Oddio. Quanti vanno, ma penso che... Sì. No, le statistiche... Quanti sono appunto, quanti usufruiscono della cultura? Quanti seguono la cultura? Quanti... Allora, quando ho cominciato a fare questo mestiere nel 1997, la media europea era il 16% della popolazione che frequentava più di una decina di eventi all'anno in campo culturale. La Basilicata stava al 9%, la provincia di Bolzano stava al 17%. Dopo pochi anni noi avevamo raddoppiato questo 17, eravamo diventati 34, con i musei al più di 40% e sullo spettacolo dal vivo intorno al 30%. Attualmente la situazione purtroppo non è migliorata
e quindi l'Italia è ferma a quel 16, 17, 20% in alcune regioni di frequenza non elevata, ma almeno frequente durante l'anno di eventi culturali. L'Europa con l'allargamento non ha migliorato e quindi è chiaro che le politiche pubbliche devono per forza concentrarsi sull'allargamento della partecipazione. Il compito pubblico può essere, se non solo, prevalentemente quello, e la scoperta anche di nuovi artisti, il sostegno di nuovi artisti serve, lo sconfinamento anche fuori dai canoni tradizionali, storia dell'arte, archeologia, serve proprio, la musica contemporanea, serve proprio per prendere da una parte le giovani generazioni che sono escluse da tanto tipo di consumi culturali, no? E dall'altra quelli che considerano cultura la loro subcultura, che adesso sarebbe ora di considerare cultura. Insomma, quello che noi per tanti decenni abbiamo chiamato subcultura, qua dentro viene spiegato che insomma adesso è il caso di considerarlo in un concetto serio di cultura. Perché il problema è appunto che cosa consideriamo come cultura, no? Perché hai detto chi legge in un libro, chi va a teatro, ma un ragazzo che legge in fumetto, secondo me lui sta usufruendo della cultura, ad esempio. I ragazzi, dicevo prima, chi va in rave party, secondo me quelli stanno facendo qualcosa, vanno un fenomeno culturale. Quindi l'allargamento della questione culturale, insomma, di quello che è cultura, poi alla fine ci porta dietro tutta. Quindi dobbiamo capire che cos'è cultura. Il titolo del libro è quello, cultura adesso. Ho insistito con l'editore che voleva cambiarlo in un altro modo, perché secondo me il concetto è proprio quello. Noi dobbiamo partire da quello che è cultura oggi, non quello che era cultura 10 anni fa, che era un'altra roba. E questo libro probabilmente invecchierà prestissimo, perché fra 10 anni la cultura sarà magari qualcos'altro, e quindi insomma è tutto qualcosa che si evolve, e quindi bisogna cercare di mantenere, per quello che dicevo che parla di economia della curiosità, perché noi dobbiamo essere continuamente curiosi di quello che è cultura adesso, e se no ci perdiamo nella nostalgia. Che poi lui mi fa in pensione, quindi mi si intristisce. No, non vedo l'ora. Felicissimo. Ma l'ultimo tema appunto della cultura adesso è quello dell'intelligenza artificiale, di cui io sono anche molto appassionato, e tu scrivi: non pone problemi nuovi all'arte, accelera quelli che fingevamo di non vedere, e questo effettivamente è vero, però ci sarà anche una fettina, una subcultura e poi una fettina di cultura che appunto sarà accelerata dall'intelligenza artificiale, che fa sintesi in molti casi, no? Dico sempre che quando è nata la fotografia mica sono scomparsi i dipinti. Bisogna immaginare nuove forme di cultura e di arte, fatte tramite l'intelligenza artificiale, altre cose che saranno nuove e che magari non siamo ancora in grado di capire fino in fondo, ma che faranno nascere altre cose. Quindi sì, qualcosa che adesso è, consideriamo subcultura, che proprio dopo diventerà a pieno titolo magari la cultura dominante. Voi pensate a quello che quando è nato, lo dico, spoiler all'inizio, poi io parlo del rap e del punk. Quando è nato il rap, era una roba da disgraziati, cioè da delinquenti delle periferie di New York che se la facevano nei cortili di casa. Adesso è la cultura dominante in ambito musicale. Più del 30% del mercato musicale è fatto da musica rap. Ecco, insomma, è cambiata questa roba qua. Una volta non era immaginabile all'inizio, negli anni 70, 80, cosa poteva diventare. Adesso gli artisti più ricchi sono i rapper. Insomma, capiamo che le cose cambiano. E quindi dobbiamo essere un po' pronti al cambiamento e immaginare. Poi, ripeto, poi non è detto che ci debba piacere, però capire che certe dinamiche hanno un loro senso anche culturale e non solo economico. E quindi qui c'è un assist alla formazione eclettica, che è una cosa che a me piace molto. Te la prendi con i gatekeeper, cioè i guardiani che screditano le formazioni eclettiche. Io me lo ricordo anche un vecchio professore che mi diceva quella signora è eclettica, come se fosse un difetto, no? E invece tu scrivi: non è mancanza di rigore, è il rifiuto dell'obbedienza disciplinare. Ecco, quel tema finale che lo metti sul tema dell'indisciplina, che è importante, insomma, perché siamo stati
un po' schiacciati dall'eccesso di gerarchia, io lo scrivo nel mio libro sui dirigenti, e nella cultura siamo stati schiacciati dall'eccesso di disciplina o dai muri tra le discipline, quindi viva l'ecletismo. Sì, ecco. che poi magari è solo questione di pigrizia o di poca curiosità, però alla fine poi quello ci abituiamo, abituarsi è facile alle cose, quindi insomma invece magari cominciare a pensare in maniera un po' di scarto rispetto a quello che ci viene detto. C'è l'ultima domanda, perché la nostra ora si è già conclusa. Mi scusi, lei ha citato più volte durante la sua relazione una cosa che mi ha un po' stranizzato. Il rave party è una forma di cultura, però io il rave party l'ho sempre vissuto con un'accezione abbastanza negativa, anche perché si tratta di party non autorizzati, spesso con uso di droghe. Come fa a definirlo come un elemento culturale che mi sembra una cosa abbastanza negativa, ma la cultura è positiva? Cioè, scusi la provocazione, però forse dipende da una mia ignoranza. Innanzitutto io non metterei insieme cultura e legalità, perché sennò qui Baudelaire sarebbe... sì, facciamo fuori più della metà degli artisti e quindi diceva che erano ladri. e quindi ripeto, poi può essere qualcosa che piace o non piace, però quello è comunque è una versione, la dico proprio brutta, è una versione giovanile di un festival, e quindi quello è un festival, come è un festival Oriente-Occidente che ha un certo tipo di propensione alla danza contemporanea, quello fa... Dove vai in un festival come la danza o il cinema per vedere quello che ancora non è nel mercato. Esatto. Allora, quello che distingue cultura o non cultura, poi avrei la domanda se lei un rave l'ha visto veramente. Diciamo che alcuni miei amici mi hanno spinto in questi e sono rimasto molto deluso, ma sto parlando di 40 anni fa. Il film che è maggiormente indiziato per vincere l'Oscar come miglior film straniero parla di un viaggio tra un rave e un altro, Sirat. Guardate, è un film durissimo, bellissimo, e parla di rave. C'è un grande libro di Marco Mancassola che si chiama Last Love Parade, che racconta molto bene l'atteggiamento, cioè quello che, se vogliamo proprio distinguere fra cultura e non cultura, che già non è tanto bello, ma comunque proviamoci, quello che distingue è l'atteggiamento. Allora, se tu vai in un luogo per ascoltare un musicista che già conosci, di cui comunque hai già sentito parlare, o per approfondire una tua conoscenza, quello è un fatto culturale per forza. Mentre invece, come quando noi eravamo ragazzini, si andava in discoteca, tu sceglievi il luogo, poi quello che accadeva non lo sapevi. Mentre invece la scelta nei rave, nel clubbing, è una scelta consapevole, cioè come va ad andare ad un concerto. Io vado a sentire un musicista che già conosco. Questa è la grande differenza, insomma. Poi che ci gira droga, non ci gira droga, così sono cose accessorie. Insomma, Caravaggio era un assassino. Rolling Stones li buttiamo via. Insomma, non è troppo quello il tema. Il tema è l'atteggiamento con cui tu ti rechi al confronto con l'artista. Se è un atteggiamento di consapevolezza, cioè di conoscenza, dove c'è una conoscenza che vuoi approfondire, quello è un atteggiamento culturale, quindi il fatto è un fatto culturale. È un fenomeno culturale, poi ripeto, può piacere o non piacere, può essere legale o non legale, tutto quello che vogliamo, però nella cultura giovanile quello è comunque un punto aggregativo. Non ci sono più ormai, quindi è un fenomeno passato. Sì. Quindi, va bene. Bene, se non ci sono altre domande io vi ringrazio tantissimo, ringrazio soprattutto Franco Boccardi, e al prossimo libro.